L'ultima volta che l'ho visto io risale un anno fa, proprio dalla rete dell'orto. Una coppia riservata, volutamente alienata dal resto del mondo, quella dei coniugi Simonato. L'ipotesi dell'avvelenamento entra per ora nel giallo di Fara Vicentino. È infatti questa una delle piste che gli investigatori stanno valutando per spiegare la morte della 66enne Gianna Cunico e del marito Lanfranco Simonato, che di anni ne aveva 71, trovati senza vita nella loro abitazione. I due coniugi sono morti nella stessa casa e con ogni probabilità nello stesso arco temporale, ma si trovavano in due ambienti completamente diversi. La donna era riversa nel disimpegno vicino all'ingresso, il marito nella vasca da bagno. A rendere ancora più complessa la ricostruzione sono le condizioni dei corpi ritrovati il 13 agosto in avanzato stato di decomposizione. L'autopsia non ha rivelato però segni di violenza e anche la scena del ritrovamento non sembra indicare l'intervento di estranei. Porte e finestre erano chiuse, non sono emersi segni di effrazione e nella villetta non risultano ammanchi. Li conoscevamo, saluto e basta, non avevamo tanto rapporto perché erano persone, come già detto, riservate. Ecco. Infatti ultimamente hanno fatto anche crescere tanto le piante e preferivano stare isolati. Molto riservate. Io con Lanfranco chiacchieravo 2 o 3 volte all'anno al massimo dall'orto, chiedevo di Gianna, la moglie, della figlia, se stavano bene. Grande il dispiacere della vicina Marialina, che conosceva Lanfranco da oltre 40 anni. Una cara persona. Sono stata sconvolta quando ho avuto un incidente con la macchina poco distante dal cimitero e ho avuto un bel po' di rogne, diciamo, che le ha portate avanti fino a questi tempi. Quella di Via Stadio resta una vicenda avvolta nel mistero, troppi punti interrogativi ancora da risolvere e proprio per questo l'ipotesi di una possibile sostanza tossica viene presa in considerazione insieme ad altre piste. La domanda è se marito e moglie possano essere entrati in contatto con lo stesso elemento nelle ore precedenti alla morte, una sostanza, magari un alimento. Per trovare una risposta saranno fondamentali ulteriori accertamenti richiesti dal medico legale, in particolare gli esami tossicologici. Nel frattempo in Via Stadio ci si interroga su cosa possa essere accaduto.